Saluti a tutti. Sono Marco Conto, anch'io ho deciso di partecipare all'irruzione democratica di Sardegna Chiama Sardegna. Nella vita mi occupo di lavoro, questo da poco mi sono abilitato alla professione di consulente del lavoro e non è stata l'unica gioia del 2023. Una sono i gol agli ultimi minuti di Pavoletti e l'altra è che sono anch'io un emigrato di ritorno in Sardegna. Vi chiedo di non banalizzare la mia citazione calcistica, perché il Cagliari ci dimostra che anche quando tutto sembra perduto, se si lotta fino all'ultimo si può portare a casa una vittoria. Lo diceva anche Antonio Gramsci. Mi sono convinto che anche quando tutto è perduto bisogna rimettersi tranquillamente all'opera, ricominciando dall'inizio. Io dicevo, sono un emigrato in ritorno, sono andato via che ci vedo a Cappellacci, sotto che ci vedo a Cesti Solinas, quindi figuratevi che generazione. Nell'intermezzo c'è stato anche un governo di centrosinistra. In questi 10 anni e passa che manco, la situazione non è assolutamente migliorata. Ne discendono due cose logiche per me. Uno è non poter stare con chi si è spartito alternativamente. Ne discendono a lutto. Si intendi? No. Ne discendono due conseguenze logiche. Non posso stare dalla parte di chi si è spartito alternativamente al potere in questi 10 anni, e l'altra è che, secondo me, le politiche in generale non le deve fare solo ed esclusivamente chi poi non potrà trarne i benefici di quelle politiche, per ragioni banalmente anche anagrafiche. Voglio dire che chi oggi gestisce il potere probabilmente non vedrà e non ha interesse a vedere i danni che crea. Noi abbiamo tutto l'interesse personale, personalistico e generazionale di fare politiche per il bene della Sardegna oggi e che poi riguarderanno noi nel nostro futuro. Tornare in Sardegna non è stato facile. La prima cosa è che non avevo il medico di base. Oggi appunto in provincia di Oristano abbiamo l'Ascot. Prima di venire qui parlavo con una signora anziana e questo è un problema quotidiano, normale, parlare della sanità e dei medici che mancano. Io penso che i nostri padri, le nostre madri, le nostre nonne, i nostri nonni che hanno fatto grande la Sardegna, come devono avere per tanto tempo un maresciallo, un prete, un sindaco, forse per maggiore tempo devono avere un medico nel proprio paese. E io penso che noi la prima cosa che dobbiamo fare è parlare con i giovani medici, con gli studenti, con i nostri coetanei, con i nostri amici, capire quali sono le problematiche, perché da lì partiamo. Lancio questa proposta, la prossima iniziativa facciamola con loro, capiamo le problematiche che nascono, non parliamo con chi sta su del problema, parliamo con chi sta al basso di cosa ha bisogno per risolvere queste problematiche. In Sardegna non è facile perché noi giovani viviamo tanti problemi: l'emigrazione, la disoccupazione, il lavoro nero, i suicidi, la depressione, l'ansia e il gioco d'azzardo, e si sta insinuando un grande nemico in Sardegna, non so se ve ne siete accorti, è un grande elefante nella stanza di cui forse non si parla abbastanza, si chiamano droga, cocaina, si chiamano criminalità organizzata. I nostri paesi sono pieni di queste cose. E qui la criminalità organizzata sta entrando in Sardegna, si sta annidando nel disagio giovanile. Noi, che cerchiamo il paradiso in terra, sicuramente siamo i primi nemici dei paradisi artificiali e questi sono i nostri nemici che dobbiamo scacciare. Ma c'è una cosa importante. Qual è l'arma che determina la forza della criminalità organizzata in Sardegna? Dei criminali, della criminalità sarda verso l''ndrangheta e verso le forze criminali esterne. La loro forza è la cannabis. Se abbiamo tanta cannabis oggi è perché è nelle mani, è illegale ed è nelle mani di questi criminali. È la loro forza. La cocaina, l'eroina, la chetamina entra in Sardegna,
la cannabis esce, forse è ora di rimettere in discussione il proibizionismo e forse è ora di fare qualcosa anche in questo campo. Voglio chiudere su un tema, il tema del lavoro. Io mi occupo di lavoro, seguo tante imprese, molte anche molto importanti in Sardegna. In questi anni di una cosa mi sono reso conto: le aziende che funzionano, che producono, sono quelle con contratti regolari, con contratti forti, con formazione, con welfare, con vero salario. In quei posti di lavoro la gente rimane, lavora e il cliente è contento, c'è produzione, c'è scambio. Ecco, è lo stesso in Sardegna. Passatemi il paragone, se anche qui avessimo un lavoro sicuro, una retribuzione degna, probabilmente nessuno andrebbe via. E allora la Regione Sardegna, se andiamo al governo, sicuramente abbiamo tanti temi da mettere al centro per quanto riguarda il lavoro, a cominciare ad esempio dai tirocini. È una materia prettamente della Regione, lo Stato mette solo la cornice. E quindi secondo me dobbiamo intervenire subito sui tirocini, ridurne l'uso a determinate mansioni e passare magari dai 12 ai 6 mesi, non un anno a 400 euro, che è una vergogna. La Regione Sardegna e noi possiamo intervenire sull'apprendistato, sugli ITS. Non tutti per forza dobbiamo laurearci, possiamo proseguire i nostri sogni anche in altri modi. Fuori dalla Sardegna il 90% delle persone che finisce l'ITS post diploma ha un lavoro entro un anno, un lavoro a tempo indeterminato, e anche di questo dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare del lavoro in agricoltura. In Sardegna c'è il caporalato, grandi aziende di cui vediamo i manifesti ovunque vivono di caporalato. Dobbiamo chiedere il controllo della filiera, come la chiediamo alla Nike in Bangladesh, dobbiamo chiederla ai padroni dell'agricoltura, dobbiamo chiederla anche a loro. Non ci sono solo gli agricoltori, ci sono anche i braccianti agricoli, dobbiamo ricordarci questo. Dobbiamo ricordare il lavoro dei medici, il lavoro della scuola, e un'altra cosa che possiamo fare sicuramente è solo in questo maestro rafforzare la fibra, rafforzare internet, perché questo è uno strumento per far tornare per l'emigrazione del ritorno. Il lavoro agile oggi ci dà questa possibilità, il cosiddetto smart working. Mi sia permessa in chiusura anche una sorta di appello. Noi, le ragazze di Sardegna Chiama Sardegna, molti di noi hanno iniziato a fare politica alle superiori, a contrastare la riforma Gelmini. Per noi è stata una fucina di lotte incredibile, tantissimi di noi si sono conosciuti là e lì hanno iniziato. La riforma Gelmini l'abbiamo subita sulla nostra pelle allora, ma già allora sapevamo, perché eravamo maturi allora, che i danni li avremmo visti oggi. Il mio appello, per rispetto anche alla mia generazione, è che in Sardegna, durante questa campagna elettorale, l'ex ministra Gelmini possa non partecipare alla campagna elettorale della nostra coalizione, perché come eravamo bravi ieri a organizzare le rivolte nelle scuole, sappiamo essere bravi anche oggi a respingere i nemici della scuola pubblica. Grazie.